Amici di Sportisili, sulle note di battito di Fedez inizia la nostra 23esima giornata del campionato di eccellenza Girone A, che vede scendere in campo Don Carlo Misilmeri e Castellammare, due formazioni che sicuramente si daranno battaglia in questa meravigliosa giornata di sole, perché il sole è presente quest'oggi, è presente a differenza invece dell'ultima in casa del Don Carlo Misilmeri, che ricordiamo è stata contro il Lascari Cefalù, che invece era stata contornata da tanta pioggia, tanto freddo, insomma. E quindi perché parliamo del clima? Perché chiaramente può essere uno dei temi di questo match, perché il campo ne risente della pioggia, ne risente anche del sole, e di conseguenza oggi ci immaginiamo tanti fraseggi che la formazione di mister Tommaso Napoli sicuramente vorrà fare. Dalla Toto però il Castellammare è una squadra che fuori casa cerca sempre di imporsi e lo fa anche tanto bene, perché dei 30 punti al momento in campionato ben 13 sono arrivati in trasferta. Non è un bottino scarso, anzi tutt'altro. Sappiamo sempre che all'interno delle prime mura è tra virgolette facile fare punti, non lo è invece in trasferta. Castellammare è una squadra che invece in trasferta, dunque fuori casa, cerca anche di fare punti e perché no vincere le partite. Nel frattempo si attende ancora l'arrivo da parte delle due formazioni che ancora non sono entrate in campo. Nel frattempo si continua con Sanremo, con l'albero delle noci di Bruno Risas, anche qui una bellissima canzone, terzo posto a Sanremo per il cantautore calabrese. Ma nel frattempo noi dobbiamo parlare di calcio e dunque approfittiamo di questo tempo, di questo piccolo ritardo da parte della terna arbitrale, che presentiamo con il signore Domenico Leone di Agrigento, il signore Sergio Privitera di Catania e poi a chiudere da Cireale Andrea Patti, che chiude appunto questa terna arbitrale. Noi diciamo ci concentriamo sul calcio, non tanto sulla musica, seppur sia un grande interesse, e vi raccontiamo come il Don Carlo Misilmeri si trovi al quinto posto in classifica, ottavo invece per Castellammare. Abbiamo getto i punti degli ospiti, 30, sono invece 5 in più quelli della formazione di casa, con 35 gol fatti, 21 quelli subiti. Dall'altro lato invece Castellammare ha una parità, un equilibrio, 23 gol fatti, quanti sono quelli subiti? Abbiamo detto parità e di conseguenza 23. Questi già sono dei dati che possono presentare tanto questa partita, perché Castellammare è anche il quinto peggior attacco del campionato e la sesta migliore difesa. Dalla lato invece il Don Carlo Misilmeri fa sicuramente tanto bene in attacco, perché è il terzo miglior attacco. In difesa leggermente peggio, però non è una brutta formazione neanche dal punto di vista difensivo, perché è la quinta migliore difesa. Noi intanto vi mostriamo il risultato. È chiaro poi che il cronometro inizierà a passare e camminare all'istante in cui ci sarà il primo tocco da parte di una delle due formazioni. Vedremo chi inizierà il possesso palla. Nel frattempo noi vi diamo altre informazioni, perché bisogna anche parlare della gara di andata, sulle note intanto dell'inno classico, famoso ormai nelle nostre dirette, delle Misilmeri, e anche potremmo dire meraviglioso, perché effettivamente è una gran bella canzone. Nel frattempo diciamo la gara di andata è finita con il risultato di 1-2 per il Misilmeri. È stata commentata, ho avuto anche io il piacere di commentarla proprio nella gara di andata, quindi ricordo bene quella partita dove il Castellammare la sbloccò con un gol di Tarantino, in realtà un cross probabilmente più che un tiro. Poi tutto nel secondo tempo, dove il Misilmeri riuscì a ribaltarla con la rete di Cerniglia e di Tripoli, che non veste più però la maglia del Don Carlo Misilmeri. Oggi in attacco ci sono Gheie e Manfred, due attaccanti che le ultime settimane stanno effettivamente facendo bene. Forse manca qualcosa dal punto di vista realizzativo, perché al momento i due hanno fatto un gol Manfred, 2 per Gheie. Possiamo dire, visto anche il palmarès dei due attaccanti, un po' pochino, però chiaramente sappiamo la loro classe, sappiamo la loro bravura, e quindi forse ci aspettiamo anche di più, perché sono due grandi attaccanti che in eccellenza hanno sempre, e dico sempre, fatto molto bene. Quindi un po' le informazioni di questa partita. Adesso cercheremo di dare anche contezza sulle formazioni. Intanto i due capitani sono Messina con la maglia numero 10, biondo, anche abbastanza evidente dalle nostre immagini. Dall'altra parte invece con due numeri di differenza Stefano Cerniglia, maglia numero 8 sono anche i gol che al momento il capitano ha realizzato. Grande chiaramente la sua qualità dagli 11 metri. Vediamo se però si staccherà un po' dal dischetto per trovare qualche gol
anche su azione, vedremo, noi non lo sappiamo chiaramente. Intanto si stanno dando il piccolo cenno prima di cominciare il classico batti-5 con tutti i componenti e poi si andrà finalmente dritti in campo nelle proprie posizioni, perché questa gara può dare veramente tante informazioni, perché dicevamo la classifica, Don Carlo Misimeri è quinta, Castellammare è ottava, insomma parlare di playoff per entrambe le formazioni credo sia doveroso, 2 di più sicuramente per il Don Carlo Misimeri, 2 leggermente meno per il Castellammare, ma 5 punti lo sappiamo, non sono veramente nulla. Intanto vediamo le formazioni schierate con Guaiana lì davanti insieme a Malik Ba, sicuramente vediamo invece Terranova come trequartista di questa formazione. Intanto classica foto prima di cominciare come consueto, invece per il Castellammare sicuramente vediamo tra i pali Di Paola, poi Messina si era un attimino posizionato in difesa, adesso si è un po' alzato, bisogna capire se giocherà come centrale o come vertice basso, più probabile come vertice basso. Nel frattempo sta veramente per iniziare finalmente questo match con Ba sul punto di battuta, sarà suo quindi il primo pallone giocabile. Vediamo Caronia, Caiozzo e Tarantino come centrali, invece Largo a destra Milano per esempio. Mettiamo il fischio però del signor Leone che arriva adesso e inizia anche la sfida con il primo possesso palla da parte del Castellammare con Bartolo Caronia che cerca subito un rilancio lungo. Messina mette tutti d'accordo dopo il primo colpo di testa di Aiello. Gagliè con il tacco, Messina intercetta con il sinistro, l'abbiamo visto anche calciare durante il riscaldamento con tanta qualità, anche facendo un bel gol. Gagliè va giù ed è subito fallo con Tarantino. Gagliè che nell'ultima partita in casa contro il Lascari Cefalù prese iniziò un duello con il suo marcatore, in quel caso si trattava di Gabriele Lampo che agiva come braccetto di sinistra e anche in quel caso Gagliè gli diede un po' di fastidio facendolo anche ammonire nel corso del primo tempo. Vediamo se sarà un po' lo stesso schema di quest'oggi, poi vedremo. Nel frattempo il gioco è fermo dopo nemmeno un minuto con Gagliè che ha causato un colpo nella zona lombare. È entrato di fatti anche Marco Carlino, il preparatore atletico di questa formazione, tuttofare delle Misilmeri, chiaramente per andare a verificare le sue condizioni. Già il gioco si è fermato, insomma è un peccato perché è una grande, almeno sulla carta, una gran bella partita. Noi nel frattempo approfittiamo per dire anche i due schieramenti con Di Salvo tra i pali per il Don Carlo Misilmeri, Capozzucchi agirà come braccetto di sinistra, tanto l'abbraccio bello con Malik Ba, al centro Cossentino, a destra invece vediamo il giovane Aiello che ormai è una certezza di questa squadra. Manca a centrocampo Giuseppe Romano e questa sicuramente è una notizia perché è un giocatore imprescindibile per mister Napoli. Oggi però non scende in campo, sarà soltanto in panchina. Al suo posto c'è Vito Sannasardo, arriva dal Marineo, l'abbiamo già commentato in diverse partite, giocatore molto interessante, forse un pizzico più offensivo rispetto a Romano, però insomma vedremo se effettivamente sarà questo l'atteggiamento della squadra di mister Napoli. E poi dicevamo, anche per continuare, Cerniglia e Mendola saranno le due mezzali classiche di mister Napoli. Invece Manfred, tanto Pellegrino, e qui stava per combinare una frittata di Paola, perché addirittura è stato preso pure una traversa. Stava per beffare il portiere che forse non si aspettava questo tipo di... Non parliamo di conclusione, ma parliamo chiaramente di cross diretto. Quindi dicevamo, per completare, Cerniglia e Mendola ai lati di Sannasardo con Pellegrino a sinistra, a destra invece gioca Leonardo Messina, lì davanti Gagliè e Manfred. D'altra parte invece vediamo tra i pali Di Paola con Caiozzo e Caronia e Tarantino da agire come trio di difesa. Messina lo vediamo invece davanti, quindi a copertura a centrocampo, vicino a lui scende con la numero 7 anche Salvatore Ribaudo. Come esterni invece sono Milana da un lato e Frisella, che è anche un ex di questa partita, avendo visitato ormai del Misilmeri. Terranova sarà invece il trequartista, un trequartista mezzale in realtà, con le due punte che saranno Malik Ba e Guaiana, con quest'ultimo arrivato dall'Accademia Trapani, un attaccante d'esperienza, un attaccante comunque che conosce la categoria, anche in gol nell'ultima partita, non fortunata però, contro la Parmonval, con il risultato di 1-3, in quel caso per la formazione palermitana, che sta facendo un grande campionato. Anche ieri di fatti ha vinto per 1-0, continuando con le di Martinez, continuando dunque quello che è il momento
eccezionale della Parmonval, che sta facendo un campionato sublime fino a questo momento, però chiaramente i playoff ancora c'è tutto da fare e Misilmeri e Castellammare vorranno dire certamente la loro. Sergio, là non c'è nessuno. Sarà quindi rimessa con le mani. Aiello si è giocato veramente poco in questi primi 4 di gioco, un po' un peccato perché la gara, appunto, dicevamo, almeno sulla carta deve essere molto molto bella. Sbaglia intanto Messina, l'aggancio dopo il passaggio di Aiello, sarà quindi rimessa con le mani. Si incarica Tarantino, lui che appunto ha sbloccato la gara di andata con quelle cross, che poi è diventato in realtà un tiro. In quel caso Di Salvo fece una papera, oggi torna tra i pali e ancora tra i pali, perché in realtà nelle ultime settimane si è sceso lui in campo a posto di Zummo per consentire anche il doppio attaccante over. Chiaramente le regole le conosciamo molto molto bene. Mendola, palla in verticale a cercare lo scatto di Gheie, che può rientrare contro Cagliozzo, cerca invece il traversone, palla che attraversa tutta l'aria e poi forse tocca con il braccio ed è così, calcio di rigore sul tiro. Se non abbiamo visto male dovrebbe essere stato di Messina, sul tiro di Messina, anzi no, sì, di Sannasardo, chiedo scusa, il numero 15 è proprio Vito Sannasardo. Sul suo tiro è stato un tocco con il braccio, non abbiamo capito benissimo di chi sia stato, forse di Tarantino, però si dà addirittura un cartellino rosso, però la decisione del signor Leone è quella di dare un giallo e dunque dovrebbe andare dal dischetto Cernia. Dicevamo, Cernia dovrebbe un po' staccarsi forse dal gol su rigore per fare qualche consuazione che forse un po' manca al centrocampista. Per oggi c'è il rigore, insomma, quasi per dire intanto pensiamo a questi, poi con le situazioni, insomma, poi ci pensiamo dopo. Si chiedeva quindi un rosso, però insomma, anche se dobbiamo capire a chi sia stato dato il giallo, non è stato molto chiaro. Forse Tarantino, però forse Caronia addirittura. Agli 11 metri andrà quindi Stefano Cerniglia, il capitano. Passi centrali per Cerniglia che calcia adesso la traversa e dunque si rimane sul risultato di 0-0. Brutto errore qui del capitano, che non approfitta della ghiotta occasione per portare in vantaggio i suoi. Testa intanto Capozzucchi quasi vicino alla nostra postazione. E dunque la prima vera occasione della partita è arrivata dopo 5 minuti con questo calcio di rigore sbagliato dal capitano. Aveva anche calciato bene in realtà, con tanta forza, però si è spento sulla traversa e dunque la gara rimane qui ancorata sullo 0-0. Però chiaramente mancano 83 minuti, c'è di tutto da raccontare ancora. Capozzucchi guarda i compagni, uno sguardo rivolto verso la verticale, qui Messina in anticipo molto bene su Manfred. Questo potrebbe essere uno scontro di quest'oggi, perché Manfred, l'attaccante che cerca sempre di collegare centrocampo e attacco, Messina invece è un centrocampista che va a collegare la difesa e quindi la posizione un po' li potrebbe fare scontrare più e più volte, vedremo. Costantino per Aiello allo spazio sul destro per servire i compagni in verticale, esce molto bene Gheie, sempre molto bravo, poi si è dato anche un pizzico il pallone, era riuscito nel primo dribbling, non forse nel secondo, palla che rimane comunque lì e poi sotto lo sguardo da parte dell'assistente viene data rimessa laterale. Anche dalla panchina più ho sentito, però non riusciamo purtroppo a capire chi lo abbia riferito, però si sentiva dalla panchina tranquillo Ste e chiaramente Stefano Cerniglia, il capitano, che probabilmente ha un po' accusato l'errore dal dischetto. Chiaramente non è facile sbagliare un rigore dopo nemmeno 5 minuti e poi non pensarci per il resto della partita. Credo sia fondamentalmente impossibile non pensarci, perché quando forse capita all'85esimo, al 90esimo, magari la partita poi è terminata e lì poi si tirano le somme, ma a inizio partita poi devi giocare con la mente libera e invece però non lo è, perché
sai di avere sbagliato un'occasione importante e di conseguenza ti dispiace, però Cerny è anche il capitano, Cerny è il leader di questa formazione e secondo me è anche un giocatore che potrà sostenere questo errore anche con la consapevolezza di potersi rifare, perché ricordiamo, manca veramente tantissimo tempo, mancano ancora 80 minuti praticamente alla fine della partita. Cerny è un giocatore che anche da fuori può dire la sua. Intanto va giù Terranova, non c'è nulla però per il signor Leone, che era tanto vicino, anche forse addirittura fuori gioco dovrebbe essere stato, o forse fallo, non ne abbiamo capito benissimo. Intanto Cosentino batte rapido e corto soprattutto dalle parti di Aiello. Messina, Aiello chiama indietro Cosentino, rischia un po' sulla pressione di Malik Ba, per lui 6 gol, 8 in stagione, 6 in campionato. Tacco di Manfreva, incontro Pellegrino, scontro qui con Terranova, poi si cerca con Milana, lotta anche Ba, Milana ancora, la mette giù, Terranova scivolata ottima di Mendola. Cerniglia, il rilancio lungo per Manfreva con il petto Cagliozzo, molto molto bravo, poi Cosentino forse scorta dalle parti di Salvo, che sbaglia quel rinvio direttamente sui piedi di Guaiana. Qui anche però un pizzico errore di Cosentino, mi viene da dire, perché non è una palla facilissima, poi è chiaro che l'errore maggiore lo fa Di Salvo, però nemmeno Cosentino dà una palla tanto facile. Tanto oggi ricordiamo come il big match di giornata sia quello tra Athletic Club Palermo e Gela, una gara che si prospetta spumeggiante, così per citare anche i grandi classici del cinema. Aiello alza la testa, vede lo stacco di Messina, adesso Manfredi cerca di aiutare anche dall'altra parte Tarantino, poi Gueye, però cambio di rimessa, sta battuta male, non è d'accordo Manfredi, però insomma la decisione è questa, va Tarantino con le mani, andrà sicuramente lungo, infatti questa è la sua decisione. Allunga Messina, Aiello, oggi assente Ivan Lavardera, questa è sicuramente una notizia negativa per Mister Napoli. Messina prova con il mancino a creare un'occasione, però palla che va fuori. Ha provato con questo passaggio un po' per velocizzare, invece doveva probabilmente realizzare una giocata migliore, ossia tenere il pallone e forse girarlo dall'altra parte, perché c'erano qui diversi giocatori liberi. Messina, anticipato da Guaiana, allontana Aiello senza pensarci un momento, palla che rimbalza, che gli si ferma, sa che lì un po' andrà a rincorrere una palla persa e difatti si è fermato prontamente. Palla ancora rimessa dalle parti delle due punte. Insomma, ci sono tanti palloni alti questo pomeriggio, si cerca tanto il lavoro sulle seconde palle, non è mai un'idea sbagliata, lo sappiamo, in queste categorie soprattutto le seconde palle possono creare tantissime occasioni da gol, però forse un po' troppo, si strattonano con Milana e il fallo è proprio del difensore, qui molto molto bravo Manfredi, che ha preso posizione, si è girato con qualità, subendo anche il fallo e dunque calcio di punizione. Vediamo chi batte. Va Pellegrino con il sinistro. Ci aspettiamo probabilmente un cross. Va Pellegrino, palla che passa! E poi si chiede ancora un calcio di rigore, tante proteste anche da parte della curva, ma niente da fare, palla che va fuori e dunque rimessa dal fondo, si riparte da Di Paola.
lascia a Caronia l'onere della battuta, che va lunghissimo, un grande rilancio, stacca di testa anche Costantino, poi l'anticipo di Aiello ed è fallo, vediamo il cartellino perché probabilmente ci sarà. Fallo su Malik Ba. Al momento però sembra non avere nessun cartellino in mano. Infatti nessun cartellino. È un po' graziato qua Aiello, forse ci poteva anche stare in realtà un giallo, perché Ba l'aveva anticipato e sì, vero, la palla sarebbe probabilmente terminata fuori, però comunque era un'occasione importante. Lì Ba con uno scatto fulmineo forse avrebbe anche potuto prendere. È vero che era molto defilato, però sarà calcio di punizione, battuta dentro, colpo di testa, poi la sforbiciata tentata, testa ancora a rimettere dentro e Cagliozzo devia verso la porta, ma era anche in posizione di fuorigioco. Di Salvo vuole battere immediatamente, sa che lì davanti può contare su Gueye, che infatti lavora questo pallone, ma Milana è molto bravo a non concedergli spazio e metri. Capozzucchi, Sannasardo, Aiello, Costantino, rilancio lungo di testa, allontana poi Milana con il piede in realtà, più che di testa. Guaiana spalla la porta, gioca male questa volta il pallone, il numero 9 è arrivato, ricordiamo, dall'Accademia Trapani, in rete nell'ultima sfida contro la Parmonval. Dall'altro lato invece Don Carlo Misilmeri ha pareggiato una gara, forse un'occasione persa probabilmente, contro il Partinico Audace, 0-0. Andrà Messina, lancio molto morbido da parte del capitano, poi testa stacca più in alto di tutti Messina, che anche rimaneggio forse voleva una spinta, un calcio di punizione. Gioco momentaneamente fermo, vediamo entrare di rigore intanto Milana, che da quinto, quasi un po' gasperiniano, va ad inserirsi. Andrà con le mani il Castellammare, che quindi si fa vedere ancora in attacco. Palla lunga, testa di Aiello, sempre molto utile nel gioco aereo. Poi Messina anticipa Frisella, che fece una grande gara di andata. Forse anche il fatto di essere un ex fa sentire particolarmente la sfida. Rimessa lunga per Messina, testa di Costantino, poi lunga Cernia come può. Sannasardo ha anticipato però, poi Mendola con il sinistro prova a saltare il break, poi Sannasardo mette tutti d'accordo con il rilancio di Messina a cercare le punte. Manfred lavora bene il pallone, poi Mendola, palla allontanata senza troppi problemi. Costantino, Capozzucchi, Milana mette giù il pallone dopo il passaggio di Cagliozzo. Messina da vertice basso la lavora molto bene, poi ancora meglio Milana sulla pressione di Pellegrino, riuscito a disorientarlo. Poi testa di Capozzucchi, l'argentino forse avrebbe potuto fare meglio, probabile, però insomma ha comunque sventato l'occasione, forse è quello che interessa maggiormente a Mister Napoli. Intanto sbaglia il fraseggio qui Messina con Milana, i due si erano sì capiti, però in realtà il passaggio è stato leggermente più profondo e quindi Capozzucchi con le mani, guarda i compagni, non guarda Costantino, guarda solo avanti. Manfred voleva forse un intervento. Andrà Pellegrino, Cerniglia, Pellegrino ancora, scambia con Mendola, 1-2, palla che passa, Pellegrino, traversone sul secondo palo
e Di Paolo è molto bravo qui a mettere i pugni, poi Gueye va giù, forse c'è fallo, no, si continua, Frisella è molto rapido, va in verticale ma sbaglia perché regala tutto ad Aiello in anticipo, Mendola, Cerniglia, Aiello, Mendola ancora, con il sinistro apre dalle parti di Gueye che cerca un aggancio molto complicato, anzi di Manfredo, scusa, trova un aggancio molto complicato, palla che va fuori, era una bella idea però quella tentata dal centrocampista ex Palermo, aveva visto la possibilità di servire il compagno, una palla non facile però anche molto bella in realtà. Caronia va a lungo, va incontro Guaiana, anticipo forse di Mendola, poi la tocca come può Cerniglia, va ad inseguire, glielo spazza, Messina ancora quasi un ping pong, Capozzucchi, Mendola, finta con il sinistro, Sanna Sardo, Cerniglia, il capitano, vediamo se si rifà, Cerniglia in avanti, allarga dalle parti di Gueye, che è sempre molto largo ma anche basso rispetto agli ultimi metri. Gueye, vediamo cosa crea, apre dalle parti di Mendola, che calcia da fuori, Mendola, la risolve lui, fa 1-0, il mancino, il jolly da parte di Luigi Mendola. Lo dicevamo, Mendola per lui 5 gol in campionato, adesso sono 6 e per un centrocampista sono veramente tante, 23 partite, 23 giornate, lui ha fatto 6 gol, insomma è un bottino, possiamo dire niente male, possiamo dirlo. Insomma credo che l'obiettivo di Mendola sia anche la doppia cifra, perché è onestamente anche realizzabile per un giocatore come lui. Luigi Mendola fa 1-0, l'ha sbloccata anche meritatamente il Don Carlo Misilmedi, che dal quarto minuto non ha sfruttato quel calcio di rigore, ma adesso è vantaggio comunque. Messina cerca subito il rilancio lungo verso Frisella, che non è abilissimo nel tenerla in campo, ma chiaramente è stato più un errore da parte di Messina piuttosto che il numero 8, che poteva fare poco, ecco. E quindi si è sbloccata la partita e momentaneamente il Misilmene è quota 38 ed è un gran bel risultato anche in vista della prossima sfida in casa, sempre qui al Giovanni Aloisio con il San Giorgio Piana, uno scontro da alta classifica. Dall'altro lato invece Stella Mare avrà uno scontro ancora più complicato contro l'Athletic Club Palermo, però tra le mura amiche. Messina, Guaiana, poi traversone, allontana come può Capozzucchi, salta in alto Manfred, poi Messina va dietro. Quindi non rischia nulla. Aiello saggiamente sa che in quelle circostanze è meglio gettare una palla fuori piuttosto che giocarla per forza. Traversone dentro, testa di Cerniglia. Sarà quindi calcio d'angolo. Battere. Poi c'è qualche scaramuccia, diciamo così, all'interno dell'area di rigore, con il signor Leone che parla con Caiozzo e con Manfred, no, con Pellegrino. E sarà quindi calcio d'angolo. Vediamo come batte. Traversone dentro, colpo di testa che esce veramente per una questione di centimetri. Dovrebbe essere stato Bartolomeo Caronia con questo bellissimo colpo di testa, anche impattata molto bene.
palla però è terminata fuori. Questa è probabilmente l'occasione più ghiotta del Castellammare. Poi sentiamo anche Mister Napoli che dice non può arrivare prima di te. Ora, sicuramente sul giocatore in marcatura su Caronia, che però dobbiamo anche dire si era destreggiato molto molto bene all'interno del rigore, prendendo questa palla che non era facile, botta con qualità da parte di Ribaudo. Aiello vuole la velocità di Manfred, che viene applaudito dai compagni per aver caduto in questo pallone, però leggermente profondo, e dunque Di Paola. Tarantino. Poi testa da parte di Aiello, sempre molto abile nel gioco aereo. Caiozzo libera Caronia, affidato sempre a lui la gestione. E poi pallone messo fuori. Poi perde un po' di tempo con le mani. Va giù, forse c'è fallo. No, si continua. Capo Zucchi. C'è anche il passaggio verso Manfred che però è andato un po' troppo incontro. Infatti non ha agganciato. Messina torna dietro, poi rilancio sbagliato, testa di Terranova, poi va, prende posizione molto molto bene, Mendola lo insegue, va sul destro, si ferma. Adesso palla verso Ribaudo che però ha il mancino coperto e difatti deve tornare indietro, l'unica possibilità. Tarantino qui fa una bella giocata perché va sul sinistro, può crossare, viene però fermato prima dal direttore di gara piuttosto che dal suo diretto avversario per una posizione di pallone terminato fuori, chiaramente su una posizione di altro. Pallone semplicemente oltre la linea e quindi rimessa laterale. Aiello allontana, forse non felice. Non felicissimo forse Di Salvo, che voleva che Aiello giocasse questa palla piuttosto che spazzasse in questo modo. Bah, bella giocata, cerca il passaggio, in questo caso il dialogo con Guaiana che fa col dito, abbiamo visto anche indicare, a dire non me la dare sull'esterno, dammela all'interno, sì sulla profondità, ma all'interno, non all'esterno. Ed effettivamente Guaiana è un giocatore che quel tipo di movimenti li fa bene. Andrà Di Salvo, fa cenno a Costantino di salire, anche a Manfred perde un po' troppi secondi. Di Salvo sta un po' rischiando, infatti dice alla prossima ti ammonisco, e credo che sia anche corretto. Di Salvo, seconda palla che rimbalza, testa di Messina, poi che è alla meglio, poi tocco forse irregolare, infatti è così da parte di Stefano Cerniglia che ha messo giù Terranova, quindi calcio di punizione, intervento effettivamente corretto da parte del signor Leone. Poi stacco di testa imperioso di Aiello, però c'è un intervento falloso e dunque si tratta di calcio di punizione dato giù Malik Ba. E diciamo che Aiello un po' di problemi con Ba li sta avendo ed era effettivamente anche una cosa facilmente pronosticabile, perché Va è un attaccante che gioca sia sulla velocità, quindi sulla profondità, ma anche come raccordo. Questo pomeriggio sta giocando un po' più da raccordo piuttosto che con palloni in verticale, dove lui solitamente a correre verso le azioni, diciamo, di attacco.
quindi Aiello è un po' in difficoltà su questo duello, però ci sta, un attaccante esperto per la categoria. Sarà quindi calcio di punizione con il Ribaudo. Traversone sul primo palo, allontana Cosentino come può. Poi Messina ha messo giù, calcio di punizione, fallo da parte di Ribaudo. Anzi, sì, di Ribaudo. Aiello. Capozzucchi, la porta con nella testa. Pellegrino, anzi Capozzucchi, poi l'ultimo tocco di Ribaudo e quindi rimessa laterale per Don Carlo Misilmeri. Poi sbaglia invece Pellegrino, che era un po' contrariato, l'abbiamo sentito, è molto vicino a noi, quindi insomma sentiamo anche suo borbottare dicendo che forse non gli stanno arrivando tanti palloni. Effettivamente siamo anche d'accordo, si gioca tanto su quell'out di destra, poco sulla sinistra, invece Pellegrino potrebbe essere una soluzione valida. Palla lunga, Caronia però in anticipo Di Paolo. Cagliozzo, aggancio non è dei migliori, Milana. Sannasardo. Prima fa un buon break, poi si ferma, perde un po' il tempo di gioco. Pellegrino, Sannasardo in avanti, salta tutti, proprio un tacco, poi in mezzo a due, forse prende un calcio, non c'è nulla però. Capozzucchi, Cosentino e adesso Aiello. La bella giocata qui Messina. E poi Vaggio rischia un po' il cartellino giallo. Frisella con Messina che dice proprio qualcosa al compagno, poi battono subito, però Teregara stava parlando con i giocatori, quindi ha detto fischio io, non ne potete cominciare a giocare senza il mio benestare. E dunque dopo 30 minuti, piccolo momento di pausa con questo calcio di punizione. Fa cenno di salire a tutti Sannasardo, andrà sicuramente lungo l'ex Marineo. Cross dentro, allontani, testa Caronia. Poi la velocità trattenuta con la mano di Sannasardo, qui rischia tanto. Poi Messina, intervento super da parte dell'esterno, qui poteva veramente nascere un'azione pericolosissima per il Castellammare, ma Messina ha evitato tutto. Adesso Manfred respinge con l'addome. E dunque Tarantino. Colpezza di Terranova. Mette giù Frisella, lotta, però non basta. Si torna dietro con Tarantino con le mani. Messina. Terranova. Viene chiamato dai compagni, ma Terranova perde qualche tempo di gioco. Messina. Non è giocatore comunque molto interessante Terranova. Palla poi regalata direttamente a Di Salvo. Nel tempo vediamo anche Cagliozzo dire a Ribaudo attento al venti, ovvero a Luigi Mendola. Spizzata di Gheie, allontana Cagliozzo, nuovamente Cosentino, poi Messina mette giù un piccolo sombrero per servire Ribaudo, arriva Gheie ma lui cerca la giocata sul destro, tocca con il mancino, tocca però anche e soprattutto Pellegrino. Nel tempo Cernia a dire a Gheie che bisogna migliorare sulle seconde palle. Ribaudo con il mancino apre, Messina quasi senza vedere, perso Frisella, l'anticipo del difensore
e dunque palla in calcio d'angolo. Una gara molto bella questo pomeriggio, 1-0, ricordiamo, Mendola ha segnato con un gran bel tiro da fuori, nel corso dei primi minuti anche un calcio di rigore, però non realizzato, cross dentro, Caronia di testa, aveva impattato bene, ma ha avuto soprattutto una deviazione provvidenziale. Sarà quindi calcio d'angolo. Vedete, il minuto 35 di gioco. Sta uscendo sempre di più fuori il Castellammare. Ed è anche giusto così, perché chiaramente deve recuperare questo svantaggio. Sarà corner, quindi con il Ribaudo, li batte tutti lui, col mancino. Ribaudo, cross dentro, allontana Aiello, sempre uno dei più alti. Gheie prova a girarsi, ma Terranova non è dello stesso avviso. E rimessa laterale. Quando giocate a calcio alla mare prima non avete, quando vincite. A me che il pallone ci sono. A me il pallone veramente. Andrà con le mani. Pellegrino anticipato, poi testa di Capozzucchi. Mendola lo allunga, poi Gheie va giù e conquista un calcio di posizione molto importante, poi senza pensarci due volte Pellegrino vede Messina, la mette giù molto bene sul fondo, può crossare Messina, ancora fermato da Frisella. Qui Messina ha fatto una buona giocata, sicuramente con l'aggancio ha guadagnato almeno 2 tempi di gioco, però poi non è riuscito a crossare subito, anche perché gran merito va dato e va detto a Frisella, che lo ha chiuso in maniera egregia. Messina va a controllarla Sannasardo, i due poi commettono fallo, quest'ultimo lo ha realizzato. Dunque calcio di punizione con Tarantino che facendo i suoi di salire, infatti vediamo anche Caronia dire ai compagni saliamo, che Tarantino andrà a lungo. Ribaudo, poi Caiozzo, controllo buono da parte di Malik Ba e poi il rilancio di Tarantino con il colpo di testa di Aiello, sempre, lo dicevamo, molto bravo nel gioco aereo, un ragazzo giovanissimo ma anche molto alto, lui in gol quest'anno nella sfida contro l'Athletic Club Palermo, e che gol da fuori all'esordio, insomma, un po' di... un po' sai quando si dice l'eroe che non ti aspetti. In quel caso lui segnò Bari, con questo il pallone ancora dentro l'area di rigore e poi allontana Costantino come può, spazza mettendo lontano il pallone, poi Frisella va giù ma non c'è nulla e invece c'è qualcosa e calcio di punizione qui, molto bravo Frisella che ha nascosto la palla in precedenza e poi si è guadagnato questo calcio di punizione, è un calcio piazzato piuttosto importante perché al momento abbiamo visto che Castellammare sul gioco aereo non è messa male. Vediamo chi batte, perché Messina litiga un po' con il suo avversario, con Ribaudo, che batterà con il suo mancino. Abbiamo visto calciare effettivamente tutti i calci piazzati. Si continua. Nel frattempo Messina e Sannasardo in barriera, i due under. Ribaudo, cross dentro di Salvo blocca senza problemi, va anche giù, guadagna qualche secondino in più. Minuto 38, mancano 7 minuti alla fine del primo tempo, poi sarà intervallo 15 minuti e chiaramente torneremo per raccontarvi questa bella partita. Qui rischiano un po' però i ragazzi di casa. Messina, Tarantino poi si gira molto bene qui, Terranova viene raddoppiato, anzi triplicato. Gheie
Vediamo se può scaricare in maniera pulita verso Pellegrino, infatti lo fa. Pellegrino di ritorno verso Gaie, funziona bene quest'asse. Vediamo se punta Cagliozzo, è largo, molto, crossa comunque dentro, palla che rimane lì. E poi allontana la difesa senza troppi fronzoli. E si riparte con il rebound che si allunga forse un po' troppo il pallone. E qui molto bravo Cerniglia che prima la ruba e guadagna anche la rimessa. Cosentino, Aiello, poi si lotta, Terranova commette fallo. Non è d'accordo, tanti malumori questo pomeriggio per quanto riguarda i fischi da parte dei direttori di gara. Però effettivamente sembrava fallo questo. Capozzucchi per Mendola contro Ribaudo, cerca il passaggio, questa volta sbagliato da parte di Mendola, palla che si impenna con il Cosentino. Capozzucchi, rilancio lunghissimo per Pellegrino che però non può arrivarci, è molto veloce ma può fare poco. Minuto 40 adesso, mancano 5 più il recupero. Non ci sono state molte interruzioni, quindi pensiamo forse un minuto. C'è stato il calcio di rigore, il gol di Mendola, poi poco altro. Caronia spazza. Guadagna diversi metri qui. Aiello che guarda i compagni, va a lungo per il fisico di Messina, ma sul fondo si gira molto bene Fisella, però fa una grande chiusura. Fisella che è un esterno offensivo, ma anche con buone doti difensive, intanto che Ie prova una sforbiciata palla che si impenna. Allontana Caronia come può. Capozzucchi. Mendola. Cerniglia, ancora chiamato il numero 20, autore del gol, che al momento ha sbloccato la partita. Sbaglia però. Poi Caronia, testa di Ba. Poi Mendola ancora arpiona in due tempi, molto bravo qui. Poi Pellegrino, palla viene nascosta. E torna dietro da Alberto Cosentino, palla in cassaforte quando si va da lui. E poi va giù. Si chiedeva un fallo che è arrivato ma a parti opposte. Mister Napoli un po' arrabbiato. Nel frattempo Manfred sta parlando con Mendola. Anche Caronia dice a Ribaudo di essere un po' più cattivo agonisticamente. Cerchiamo di tradurre, non ha proprio detto questo, però insomma credo che per chi ha sentito l'audio ambientale abbia capito nelle parti di Palermo sicuramente, però traduciamo. Poi scivolata di Pellegrino e qui c'è giallo. Sembrava in anticipo, poi Milana invece ha preso il tempo, ha preso anche il pallone, ha preso invece le gambe, in questo caso Pellegrino. Calcio di punizione, partita che si potrebbe un po' incattivire, però poi Capozzucchi a rimettere un po' di calma in difesa. Va Messina, non Ribaudo, quindi si cambia il battitore, si cerca la sventagliata del capitano numero 10. Poi Di Salvo qui se la prende con forse con Mendola, però Messina morbido, che sta però
di Cerniglia, va giù, c'è uno scontro ma si continua, poi intervento irregolare, forse un giallo, però no, Terranova su Messina. Adesso un po' troppi interventi fallosi, abbiamo visto i primi 40 minuti abbastanza tranquilli, adesso invece un po' i ritmi ma anche un po' di aggressività in più. Capozzucchi, Mendola di prima, molto bravo, poi Cerniglia sbaglia l'aggancio, Messina la meglio con questo duello fisico, si autolancia Cerniglia, però va ad anticiparlo mettendosi davanti. Messina va, vuole girarsi destro-sinistro, non sa dove andare perché viene temporeggiato da un ottimo Capozzucchi, palla che passa, Cerniglia spazza addosso all'avversario, poi va, palla a campanile, la controlla Milana, crossa dentro, c'è stata anche una deviazione, no, Vittorio Gara dice di no, che sta parlando con Pellegrino e dice ci penso io, però non sappiamo per cosa, forse per qualche contrasto. Minuto 45 adesso, 2 minuti, ne avevamo predetti effettivamente uno, ma con queste ultime interruzioni effettivamente si fa 2. Messina in testa, sovrasta addirittura 2 avversari, poi Cerniglia, fallo. Dice Cerniglia quando ammonisce al signor Leone, che dà gialli solo quando è necessario, ed effettivamente qui il fallo c'era giustissimo, però il giallo era un po' eccessivo, potremmo dire. Poi si perde un po' troppo tempo, quasi 30 secondi per battere la punizione. Drasan Nasardo, crossa dentro, palla che rimane lì, allontana come può Messina. Cerniglia, Malik Ba mette giù il pallone, prova ad allungare dalle parti di Guaiana che la controlla, vuole un appoggio ma non trova, insomma partita molto complicata per Guaiana oggi, pochi palloni e quei pochi però non sono stati giocati bene. Guaiana poi allontana, però la palla già fuori alle parti di Paola che chiaramente restituisce, sbatte vicino la panchina di Mister Napoli, davanti praticamente. Palla che passa, nulla da fare, poi Messina con il traversone murato, poi l'altro Messina, Salvatore Messina, capitano della Castellammare, che oggi sono 2 Messina, Leonardo e Salvatore. Uno è il capitano del Castellammare, Salvatore, l'altro invece è un giovane under da Don Carlo Misimeri. Una buona gara però per Messina questo pomeriggio, scelto al posto di Longo. Palla lunga, prova il colpo di sta Capozzucchi e poi palla allontanata e va bene così, termina dunque il primo tempo dopo 47 minuti, una gran bella partita tra Don Carlo Misilmeri e Castellammare, con la rete che al momento sta decidendo la sfida, che è quella di Mendola. Noi come sempre vi ricordiamo di rimanere qui connessi perché solo qui su Canali Sportissimi il secondo tempo della sfida in esclusiva. A dopo! Da Sportisili a Mister Boncore. I suoi ragazzi hanno messo grande impegno e grande determinazione soprattutto nella prima parte del primo tempo, in cui sono riusciti anche a mettere sotto gli avversari fino al momento dell'Eurogol che ha sbloccato il match e che ha messo, diciamo, la situazione in discesa per gli ospiti. Però grande prestazione dei suoi ragazzi. Sì, io nonostante si guarda il risultato sono contento della prestazione dei ragazzi. Oggi naturalmente incontravamo la prima della classe, dove c'era tanta qualità dall'altro lato, e io ho un gruppo di ragazzi che stiamo facendo un percorso di crescita e vedo una crescita costante nel lavoro e tutto.
Oggi, nonostante il risultato, esco forte di questa prestazione che ci serve per affrontare il futuro. E io penso che lavorando così, come lavorano questi ragazzi durante la settimana e la domenica con queste prestazioni, io penso che sarà dura incontrarci per gli altri. I risultati sono sfavorevoli, però è obiettivo che la squadra non molla in nessuna partita e vende sempre cara la pelle. Sì, c'è una squadra giovane, una squadra, figurati che oggi vedere un 2008 in porta che forse in tutta Italia in eccellenza non esiste, è anche un motivo di orgoglio mio e di questi ragazzi per come lavorano durante la settimana. Sapevamo che avevamo di fronte, con tanta umiltà abbiamo affrontato l'Atletico e niente, infatti ho elogiato i ragazzi là dentro e siamo convinti della prestazione che è stata. Miglioriamo di partita in partita, solo che non c'è più tempo, adesso abbiamo bisogno di fare punti. Sì, come abbiamo detto alla vigilia, ovviamente era importante ripartire bene, ripartire con voglia, ripartire con fame di ritornare alla vittoria. Credo che comunque la prestazione è stata condita pure da questo, perché alla fine, sai, è facile dire la prima contro l'ultima, ma credo che il Lascari ha giocato la sua onesta partita, ci ha messo tutto. Queste gare devi essere bravo a farle diventare facili. Ci siamo riusciti dopo il vantaggio, dopo il gol dell'1-0, non ci siamo abbassati, abbiamo giocato sempre della loro metà campo e questo comunque è frutto di determinazione e di voglia. E adesso bisogna continuare a guardarsi bene alle spalle dagli attacchi del Gela che non perde colpi. No, noi dobbiamo guardare a noi stessi. Domenica abbiamo questa partita e si sa, il campionato non deve guardare mai dietro, ma deve guardare sempre gara dopo gara. Domenica ci sarà questa partita che affronteremo come abbiamo affrontato tutte le altre, quindi né più né meno. Dobbiamo mettere tutto quello che mettiamo sempre tutte le partite e poi tireremo le somme. Adesso concederà un giorno di riposo ai suoi o sarà subito testa alla prossima partita della domani? Non c'è da cambiare nulla. Domani i ragazzi hanno un giorno di riposo, riprenderemo martedì come sempre abbiamo fatto, come facciamo tutte le settimane, quindi non c'è da cambiare nulla e c'è solo da continuare a fare quello che stiamo facendo. Quindi poi ovviamente, ti ripeto, se tutto quello che fai lo fai bene, lo fai nel modo migliore, i frutti e i risultati arrivano. Benvenuto a Roberto Crivello. Dunque, l'esperienza di Roberto Crivello al servizio dell'Athletic Club Palermo. Anche grazie a te la tua squadra è riuscita ad arginare tutte le manovre offensive dell'Ascari e ha portato a casa una vittoria meritata attraverso una prestazione concreta, riuscendo a ottenere il massimo risultato col minimo sforzo. Grazie intanto, sì, siamo contenti, abbiamo preparato la partita molto bene in settimana e queste partite le devi sbloccare, siamo stati bravi e fortunati a sbloccarla subito e quindi poi la partita è andata in discesa. Continua il testa a testa col Città di Gela, 0-3 vince l'Athletic, 3-0 risponde il Città di Gela, sembra un duello che durerà fino al termine di questa stagione. Sì, sicuramente durerà fino alla fine e poi vedremo chi sarà più forte. E adesso, in vista della prossima sfida, la squadra deve caricarsi al massimo per raggiungere una vittoria che potrebbe fungere da spartiacque in vista del momento decisivo per questa stagione. Sì, noi adesso ci riposiamo e poi da martedì pensiamo al Gela, però il campionato non finisce domenica, sicuramente sarà una partita importantissima dove tutte e due le squadre vorranno vincere, però ripeto, il campionato non finirà domenica. Non abbiamo approcciato la partita per niente bene, come d'altronde col Casteldaccio il primo tempo. Si è messa male, poi abbiamo avuto comunque una reazione all'inizio del secondo tempo, l'abbiamo pareggiata, poi abbiamo fatto degli errori individuali clamorosi che ci siamo consegnati alla Parmonval. Chiaramente la Parmonval era ben messa in campo, ha fatto la partita che doveva fare, ha meritato la vittoria pienamente. Noi ci siamo auto uccisi oggi e abbiamo fatto delle cose che non ce le possiamo permettere ed è un peccato perché in 2 partite in casa raccogliamo solo un punto e
c'è molto dispiacere. La reazione c'è stata e pensavo che poi la potessimo vincere la partita, però abbiamo fatto un errore individuale imperdonabile e abbiamo preso il gol che erano 4 contro 2, non si può accettare un errore del genere e chiaramente si perdono le partite. Poi il 3-1 chiaramente non fa più testo, però c'è molto rammarico per come l'abbiamo persa, ecco. Che la reazione era quella giusta, ma durata pochissimo. Dopo la partita non si fanno ragionamenti, per ora adesso ce ne andiamo a casa, resettiamo un attimino le idee e poi martedì vediamo quello che vediamo da farsi. Adesso ci sono partite toste, però dico, adesso cercheremo di rimboccarci le maniche e fare del meglio come sempre. Non c'è stata mai partita, la Palmonval ha meritato ampiamente la vittoria, l'ha legittimata con una condotta di gara ineccepibile, messa bene in campo dal suo allenatore Mutula, ma questo lo sapevamo, che trovavamo una squadra che sa giocare al calcio e che è ben messa in campo. Dall'altro lato sono molto rammaricato perché, malgrado la società sta facendo dei sacrifici per far stare bene questi ragazzi e rispettare gli impegni, ho visto un atteggiamento davvero dimesso. Il primo tempo è finito in 0-0, ma ai punti avrebbe sicuramente vinto la Palmonval. Pronti via al secondo tempo abbiamo preso un gol inevitabile, cioè evitabile, successivamente devo dire che abbiamo avuto un sussulto, abbiamo pareggiato con Guaiana, un gran bel gol di Simone Guaiana, e abbiamo tentato anche di passare in vantaggio, poi ci siamo sciolti come neve al sole, abbiamo preso una ripartenza dove Martinez è stato bravo a tenere palla, a servire Sami e Dall'Ala non ha perdonato, e poi ha fatto un Eurogol Martinez, ma non c'è niente da commentare. È una partita in cui abbiamo perso meritatamente, la prestazione è stata davvero indegna da parte dei giocatori e in settimana prenderemo seri provvedimenti, perché la società è una società seria che fa sacrifici per cercare di mantenere, come ho detto, gli impegni e per assicurare loro il meglio per poter giocare a calcio. Loro ricambiano con queste prestazioni e la società in settimana si farà sentire pesantemente, perché si può perdere. La Palmonval ha dimostrato in questa partita di essere superiore, ma non scendere in campo o quasi non è assolutamente scusabile. Non è la prima volta che succede quest'anno. Allora, siccome la situazione sta degenerando e quindi altro che playoff, qua ci dobbiamo guardare dalla zona playout, prima che sia troppo tardi prenderemo seri provvedimenti, perché se qualcuno pensa di venire qua a Castellammare a passeggiare in campo, a divertirsi come se fosse un dopolavoro, forse ha sbagliato società. Quindi faremo un'analisi profonda, martedì chi resterà dovrà dimostrare di meritare la maglia, di sudare la maglia, di allenarsi con impegno, e onoreremo fino alla fine il campionato, ma prenderemo seri provvedimenti nei confronti di chi oggi si è fatto una passeggiata in campo piuttosto che giocare con grinta, sangue agli occhi, agonismo, così come ha fatto la Palma, al quale, ripeto, vanno i miei complimenti perché ha vinto in maniera assolutamente meritata, e quando l'avversario vince in maniera meritata, una persona che è leale ed è sportiva, è giusto che faccia i complimenti. I ragazzi oggi hanno fatto veramente una grande partita, ricordiamo che qui è un campo difficile dove venire a fare punti, insomma, le squadre hanno fatto parecchia fatica, quindi abbiamo interpretato bene la gara e, insomma, sabato abbiamo perso in casa immeritatamente, quindi ci siamo presi quello che meritavamo. Penso che è una vittoria meritata, l'abbiamo cercata dall'inizio alla fine. Abbiamo avuto quei 10 minuti di blackout dove abbiamo preso il gol, però ci può stare perché noi, purtroppo, essendo una squadra giovane, certe volte pecchiamo di inesperienza, però abbiamo fatto, secondo me, una grande partita e, ripeto, vincere qua non era facile. Voglio fare i complimenti ai ragazzi perché stanno dimostrando veramente di essere un grande gruppo, sacrificio, e quindi va bene così. Domenica spero mi rientra il capitano, quindi di avere ancora più frecce al mio arco.
Siamo tornati live intanto per commentare il secondo tempo di questa bellissima gara tra Don Carlo Misileri e Castellammare. Ricordiamo, valevole per la 23esima giornata del campionato di eccellenza girone A siciliano. Chiaramente decide il gol realizzato da Luigi Mendola con un bel mancino da fuori dopo il tentativo sul rigore di Cerniglia, che invece non è andato a buon fine. Via anche il secondo tempo con il primo tocco dunque della formazione di casa. Tempo spunta anche tanto sole, prova a controllarla come può, lo fa anche molto bene Manfred. Gheie, Manfred ancora, dopo il passaggio di Mendola, colpo destro di Caiozzo. Attento Cerniglia, che come sempre fa tanto largo per prendersi questi palloni, l'ho fatto per tutto il primo tempo, continua a farlo anche nella seconda frazione, è qualcosa che un po' possiamo dire ci aspettavamo. Aiello, passaggio a liberare Sannasardo, vuole nel movimento di compagni, va a centrale l'anticipo di Caronia, per lui anche l'occasione più importante per il Castellammare, con un colpo di testa che per poco non ne trafiggeva Di Salvo, che da lì con quella potenza, con quell'impatto, insomma, credo potesse fare praticamente nulla. Stavo per dire quasi nulla, ma levo il quasi, era praticamente impossibile. Nel frattempo Terranova riconquista un buon pallone nello scontro con Sannasardo. Poi Pellegrino in anticipo, Milana prova a dargli fastidio ma non ci riesce e dunque palla in rimessa dal fondo con il giovanissimo portiere classe 2006 che andrà quindi a battere Cossentino, classe invece 88. Pellegrino libera lo scatto di Gheie che è molto veloce, punta l'uomo, Gheie doppio passo, ubriacare tutti, poi palla sul Pellegrino e prima la mano di Dybala, poi anche la traversa pericolosissima di Don Carlo Misileri. Questa era una gran bella occasione per gli uomini di Mister Napoli, che per poco non hanno trovato il raddoppio 2 minuti dopo l'inizio del secondo tempo. Gran bella azione qui. Bisogna aspettare però. Con Terranova, perché si stava per battere da quella parte, invece poi è stato fatto cenno di battere dall'altra. Cross dentro e poi Di Paola con le mani, molto attento, fa subito ripartire i suoi, però c'è fallo e giallo per Mendola. Fallo tattico di Mendola che si è posto davanti. Cerniglia dice qualcosa ancora il signor Leone, un po' rischia perché dice ammonisci solo i nostri. È vero che comunque Cerniglia è il capitano, però insomma non bisogna scherzare con il fuoco, ecco. Tarantino, poi il passaggio Aiello, andrà Tarantino con le mani, sicuramente una rimessa lunga e così è. Testa di Guaiana, prova ad allungare verso Ba, si gira molto bene in mezzo a due avversari. Ba ancora, palla forse fuori e di fatti rimessa dal fondo. Andrà quindi Di Salvo. Salvo fa cenno ai compagni di salire, alzare il baricentro per andare sicuramente lungo per qualche seconda palla, e infatti è proprio quello che si cerca di fare.
testa di Messina, più centrale in questo momento, prova il controllo, Cernia mette dentro, scivolata di Bartolo Caronia che mette in corner, è un po' il massimo ha fatto in questo caso il numero 6, poteva fare veramente poco, tutta corta, Gheie crossa dentro a rimorchio, Aiello calcia con l'interno, poi conclusione di potenza, deviazione di testa ancora, un flipper dentro l'area di rigore con il tiro tentato da Manfred che non era male, anzi l'opposto, poi Frisella con un pizzico di esperienza, anche in calcio e punizione. Tarantino, Terranova scambia con il compagno, poi va giù, va nello scontro con Aiello che sembra aver preso un po' le misure dell'attaccante numero 11 dopo un primo tempo un po' in difficoltà, dobbiamo essere sinceri. Buon break qui da parte di Milana che vede sulla verticale lo scatto di Guaiana, posizione regolare, crossa dentro verso Costantino mette il piede mancino e allontana prima che potessero arrivare altri dispiaceri, e quindi rimessa tra le zone comunque super offensiva con Milana che guarda i compagni quando siamo arrivati al minuto 51, per chi si fosse sintonizzato in questo istante sui canali sportivi, di 1-0. Gueye, buon lavoro qui, Cerniglia, Manfred si appoggia, palla poi in verticale per lo scatto da parte qui di Sannasardo che viene steso da Frisella, e anche il giallo è giusto qui. Non è d'accordo Frisella, ma sto giù Sannasardo, vediamo perché si muovono diversi componenti della panchina, tra i quali vediamo sicuramente Salvatore Gambino, poi di Paola chiama i compagni sull'attenti, dice di stare lì pronti a intervenire perché ci sono 10 uomini che possono far male. Uno di questi credo che sia Costantino. Ecco, infatti Di Paola fa segno ai compagni ancora. Andrà Pellegrino a battere con il sistema della traiettoria a rientrare. Infatti fa proprio questo, allontana. Poi conclusione di Sannasardo, decisamente da dimenticare però. Primo vero errore da parte del 15 che in realtà sta facendo una partita super positiva. Ad esempio Manfred fa cenno al compagno, poi si è battuto molto velocemente, però bisogna rifarlo però perché con un pallone dentro la porta non si può chiaramente rimettere in gioco e dunque si batte. Quindi adesso Terranova, palla di ritorno, Tarantino, e qui molto bravo invece Messina in questo lavoro da esterno destro, tutta fascia, anche ben fatto devo dire. Caronia vuole un compagno vicino, trova al centro Messina, qui fa un grande lavoro invece l'altro capitano Cernia che ruba il pallone, guarda la porta, poi allarga il gioco Gheie, la carezza, rientra, può calciare adesso, deviazione, sarà calcio d'angolo, però forse qui Cernia poteva anche calciare perché uno con le sue qualità con il sinistro da lì lo deve provare. Sarà quindi corner con Pellegrino che andrà a battere con il sinistro, di nuovo come prima, come nel calcio di punizione, una battuta a rientrare, una traiettoria a rientrare per il numero 3, una traversa in precedenza, cross dentro, forse un po' troppo sull'esterno, invece sul secondo era sbucato un uomo, Aiello va giù
e qui rischia tanto, è scivolata, fallo. Anzi no, rimessa laterale, fa cenno abbastanza vistosamente il signor Leoni. Tanto però nessun uomo si sta riscaldando in maniera, possiamo dire, per entrare, perché sì, c'è un riscaldamento generale da parte di tutti, però nessuno che sta accelerando per fare l'ingresso in campo, quindi ancora i due tecnici vogliono dare, mister Cardinale e mister Napoli, vogliono dare ancora minutaggio ai ragazzi che stanno scendendo questo pomeriggio qui al Giovanni Aloisio di Misilmeri. Ma giù si continua, poi Gaye rientra bene, scambia con il compagno, 1-2 tentato con Mendola che poi in contrasto 2 volte con forza è già ammonito e un po' rischia Guaiana, poi allontana come può. Andrà Pellegrino con le mani, Messina, Tarantino, che scusa, non Pellegrino chiaramente, su cross attraversa tutta la di rigore, facile preda dell'altro esterno, questa volta sì, è giusto, Pellegrino. Poi scontro di testa tra Manfred e Caiozzo con l'ospite ad avere la meglio. Palla dentro in verticale, Terranova con l'esterno vuole aprire verso il solito scatto di Ba. Questa volta è un po' cambiato l'attacco delle Castellammare, mi spiego meglio. Nel primo tempo vedevamo Ba fare tanto a raccordo con Guaiana sulla profondità, adesso invece è un po' il contrario, con Guaiana che gioca leggermente più dietro, quindi collegando centrocampo e attacco, e invece Ba va un po' più sulla profondità. E insomma è un lavoro che entrambi attaccanti possono fare benissimo. Lo hanno fatto nel corso del primo tempo, si sono scambiati un attimo. Di Salvo ma lungo con il petto abbastanza maestosamente, che poi ci regala un grandissimo dribbling, poi col tacco esce dalla pressione. Ghe fa sempre delle partite però ottime. Cosentino sulla pressione timida di Guaiana, adesso fa un attimo ad aumentare la vicinanza con il difensore ex Palermo. Poi Guaiana ancora una volta fa un buon lavoro, poi va giù, si continua, non c'è nulla perché prende il pallone in pieno suo dito avversario. Nel frattempo Di Salvo chiama i suoi alla calma ma anche alla concentrazione, intanto c'è un fallo. Poi batticinque anche tra Sanasardo e Gaye. Qui c'è un calcio di punizione piuttosto importante, vediamo chi batterà. Sicuramente ipotizzare una conclusione verso la porta è difficile, però insomma pensare invece a un traversone dentro è più auspicabile. Infatti andrà Pellegrino con il sinistro, questa volta la traiettoria ad uscire per il numero 3, che solitamente mette anche delle palle molto interessanti. Vediamo come aggira adesso, cross dentro direttamente dalle parti di Di Paola, che ringrazia e fa ripartire Milana, che ha lo spazio nella sua fascia. Vediamo come si comporta, torna dietro Tarantino, Messina messo un po' in difficoltà dalla pressione di Gaye. Lunga, Messina mette giù con qualità Terranova, anzi Ribaudo, chiedo scusa, Ribaudo ancora, poi Messina vuole andare col fisico con la sola quasi da calcio a 5 contro Messina,
uno scontro tra omonimi. Sarà quindi calcio d'angolo, bella giocata qui di Messina che ha fatto fulcro con la gamba destra e con la sinistra invece rollava, così per ricordare il calcio a 5. Noi che di Sportisili chiaramente vi regaliamo anche quel tipo di calcio. Qui Di Salvo la stava commettendo veramente bruttissima, poi chiedo scusa. Dicevamo, noi che di calcio a 5 vi regaliamo anche tante squadre. Mistral in Serie B sicuramente è la categoria più alta, poi in C1 Merlo, 3M calcio a 5 sono le squadre seguite dal Sportisili. In C2 invece Palermo Futsal Club, seconda della classe, e Futsal Emiri. Qui Sanna Sardovaggio, fallo netto di Ribaudo. Dicono di no, però insomma da qui dire no è un po' eccessivo forse. Palla lunga, mette giù Manfred, che gancio qui da parte del numero 7, però presa di Gaye che prova ad aprire per Messina, mette dentro, poi nessuno la butta in porta e si rimane sempre sull'1-0. Ma questa è una gran bella palla di Messina, però fatemi fare un piccolo passo indietro. Che palla di Gaye! Messina, anche lui palla lunga. Visimeni questa partita sta flirtando tanto con il gol, ma non lo sta trovando. Questo lo chiederemo poi a Mister Napoli, se è una buona cosa o meno. Flirtare così tanto con il gol ma non trovarlo. Chiaramente è una domanda retorica questa, perché sappiamo che Mister Napoli ci dirà che invece è meglio trovarlo. Gaye va giù, scontro ma dato giù prima del contrasto. Tempo gioco fermo. Segue il pallone Milana. Nel frattempo c'è stato un cambio però per il Castellammare, perché è entrato Musso con la numero 14. Adesso diamo anche conferma di chi è uscito. Messina senza vedere Manfred la porta avanti e Caronia fa una grande chiusura. Con Di Paola poi si scontrano i due e fallo da parte dell'attaccante. È uscito Frisella però, con il Ribaudo che è andato sulla sinistra. Invece sull'auto di destra. Tanto Messina prova a sfondare in mezzo a 3 maglie biancorosse, poi Costantino mette una pezza come può con Ribaudo, palla che però è uscita fuori e dunque rimessa rapida. Tarantino, palla lunga, controlla, è entrato Musso, scambia, va giù, fallo di Mendola. Si batte rapidamente però, si apre dalle parti di Tarantino che lascia scorrere il pallone. Ribaudo vuole il suo mancino, poi Terranova vuole uno spiraglio che non trova però. Scambia 1-2 Terranova, prova l'1-2 che non passa adesso no, Gaye in avanti, Cagliozzo si lotta tanto, mette una pezza a cercare poi la verticale di Gaye che è molto veloce ma non può prendere il pallone, guadagna però una rimessa laterale, credo il massimo da questo punto di vista.
Minuto 65 intanto per chi si fosse sintonizzato in questo istante sul canale di Sportisili. 1-0, gol di Mendola, ma è una gran bella partita con tante occasioni sia da una parte che dall'altra, maggiori però chiaramente il Don Carlo Misilmeri che ha sfiorato in più parti il raddoppio, uno su tutte la traversa di Pellegrino dopo la smanacciata di Di Paola che ha un po' salvato tutto. Dopo pochi minuti dall'inizio della seconda frazione sarà quindi rimessa laterale con Pellegrino. Scambio con Mendola, poi palla a cercare forse una deviazione, è stata provata ma non è riuscita dal numero 3, dunque si riparte con questa rimessa dal fondo. Palla lunga, testa di Aiello, sempre molto puntuale. Messina con il mancino, poi Aiello. Messina vuole duettare con i compagni, trova Manfredi che si gira bene, poi il rimpallo favorisce Messina, cross dentro verso Gaye, che forse però Messina poteva attaccare la porta perché aveva, credo, lo spazio, poi Mendola lotta con il fisico, riesce comunque a servire il compagno. Gaye, scivolata di Messina, Cerniglia, predica calma il capitano. Diciamo Messina aveva forse lo spazio per poter puntare la porta in progressione, non l'ha fatto però. Cosentino, rilancio lungo verso Messina, anticipo però Tarantino, poi pallone regalato, Terranova con il tacco, si gira. Va incontro ribaudo, Tarantino infatti lo serve, la controlla il 7. Poi ruba lo spazio Mendola con il sinistro, può crossare, lo fa adesso. Lontana di testa, poi la controlla come può Messina, va anche giù, chiede un calcio di punizione. Poi il contrasto di Cosentino, anche caricato da Di Salvo che dice bravo Alberto, insomma. Che bello vedere un giovane giocatore fare complimenti a uno dei veterani. E non sempre solo il contrario, chiaramente. Lancio dalle parti di Tarantino che attende il rimbalzo, lo fa adesso e avanza sulla fascia sinistra. Poi si scontrano i due, non si capiscono Messina e Terranova. Infatti il pallone è regalato direttamente ai biancorossi, sono pronti tanto dei cambi. Vediamo chi entrerà. Si ferma intanto, cross dentro di Pellegrino, Manfredi non arriva ad impattare, arriva però Messina che mette palla giù, Messina traversone, prende però in pieno Tarantino, si rimane sul risultato di 1-0 quando siamo al minuto 67, quasi 68. Mancano poco più di 20 minuti, più recupero. Quindi diciamo siamo un po' più vicini a meno di mezz'ora, ecco. Considerato minuti di recupero. Andrà Pellegrino a battere con il mister Napoli che lo chiama. Però non lo sente. Pellegrino, scambio, poi secondo palo, insomma. Da dimenticare questa idea di Pellegrino che non è stata positiva. Nel frattempo ci sono però dei cambi. Esce Terranova. Chi è entrato a rinforzare il reparto di attacco, entra con la 17 Dario Taibi in gol nella sfida contro il Casteldaccia scorse settimane. Poi vediamo chi è uscito, forse Ribaudo dovrebbe essere uscito, al suo posto è entrato Adriano Piazza. Un esterno per un esterno, anche se Ribaudo in realtà è partito da mezzala questo pomeriggio. Di Salvo. Poi
trattenuta, fallo di Caronia. Ed giallo per Bartolomeo Caronia, fallo su Manfrè che fa questo tipo di lavoro da tutta la partita e lo fa molto molto bene. Abbiamo già visto provare più e più volte questo tipo di giocata. Nel frattempo fuochi d'artificio, non sappiamo per quale motivo, però insomma fanno atmosfera anche per questa partita tra Don Carlo Misilmeri e Castellammare. Ci piace credere, ma chiaramente siamo abbastanza ironici che sia per questa partita, ma chiaramente non lo sarà. Però insomma ci piace crederlo, ecco. Nel frattempo confermiamo l'uscita dal campo di Ribaudo, che è uscito però vicino alla nostra postazione. Ora infatti sta facendo tutto il giro. Una gara comunque positiva per Ribaudo. Buoni palloni messi in mezzo, però forse qualcosa è mancato in fase difensiva. Messina mette giù la zampata, poi si riparte con il contropiede. Fresco Piazza prova a duettare con Taibi. Ancora Piazza prova a rientrare, viene fermato però dall'ottimo intervento di Messina, che è sicuramente uno dei più positivi questo pomeriggio. Minuto 71 di gioco, adesso possiamo dirlo, poco meno di 20 minuti alla fine della partita. Ma Tarantino, palla dentro, colpo di Costantino ad allontanare, poi prova la zampata. Si ritorna però da Tarantino. 1-2, tentato, provato almeno. La buona chiusura Messina. Poi Sanasardo viene chiamato da Di Salvo ad andare più giù. Nel frattempo nessun cambio ancora per il Misilmeri. Mister Napoli si fida degli 11 di Salvo. Va in alto, va in cielo. Poi va giù. Scontro con Messina che dice di non averlo toccato. Messina non è d'accordo. Gioco fermo, minuto 72. Non mancano 18. Ancora però nessun cambio, dicevamo, per Mister Napoli, anche se in realtà qualcosa si sta muovendo. Però nulla di più che potrebbe fare capire un cambio, insomma, perché ci sono sì dei movimenti, ma nulla di più. Nel frattempo anche Caronia qui al dire al direttore di gara di velocizzare. Nel frattempo i due attaccanti Manfrega e io sono a colloquio, anche ben oltre la difesa ospite. Poi Cerniglia dice qualcosa a Caronia. Di Salvo va lungo, il rilancio, palla che rimbalza, ma la fa rimbalzare sul piede. Ma però questo aggancio molto complicato. Il ne è entrato Piazza, ci sta per riuscire in realtà. Andrà Aiello che chiede al compagno di avvicinarsi, poi va lungo. Fatica un po', Piazza ancora, cerca di incunearsi nelle zone interne del campo, poi il rilancio lungo, colpo di testa a cercare la velocità di Piazza. Va bene l'idea di Guaiana. Facile preda però di Salvo, molto molto bravo, quindi presa bassa. Di Salvo, rilancio lungo, ottimo nella traiettoria. Tarantino poi allontana ancora di testa Sanasardo, mette giù Gueye come può. È un rilancio, quasi uno sponda in realtà, verso Pellegrino, che però non può prendere il pallone perché scortato da un giocatore in maglia Castellammare.
Lontana Aiello, senza badare allo stile, ovviamente alle parti di Di Paola, che lascia rimbalzare il pallone prima dell'arrivo poi di Gay e chiaramente lo prende. Caiozzo, Musso, che lo vediamo all'interno del campo, lascia scorrere il pallone, poi dopo il passaggio di Messina dalle parti di Tarantino va giù Piazza, però c'è una posizione di fuorigioco forse, vediamo, no, calcio di punizione, fallo di Messina. Nel tempo piccole spinte anche in campo, minuto 75 di gioco. E qui Musso Tarantino, cross dentro, lontana Aiello, poi dal limite della rigore prova questa conclusione e poi si riparte con la velocità di Gueye che rientra sul destro, poi scivolata sul pallone di un contrasto tra attaccanti, tra grandi attaccanti. Messina, ancora una volta palleggia Messina, prova a danzare sul pallone, lo fa molto bene qui Milana, che sbaglia forse la cosa più semplice, perché la cosa più difficile era anche riuscita. Caronia con il petto, si vede anche un po' con l'addome in realtà, tutto regolare chiaramente. Caronia allarga dalle parti di Messi, adesso bisogna un attimo riversarsi tutti in attacco per provare quantomeno il pareggio. Messina torna dietro ma sbaglia perché il pallone viene regalato ai piedi di Gueye, che può partire, si ferma, sterzata, vuole un compagno vicino, va al centro, lo fa molto molto bene perché Sanasardo capisce quel pallone e si fa vedere in avanti, poi perde qualche tempo di gioco, torna dietro anche lui, sbaglia Cerniglia, e adesso si riparte con il Castellammare, ancora una volta si ferma, sterzata contro sterzata, ancora Piazza, buona qui la sua conclusione da fuori e Di Salvo blocca. Buona idea quella di Piazza, forse non eccezionale il tiro, però quantomeno l'idea ed evidenziale, Salvo come fa un po' da un po' di tempo, guadagna tutto il minutaggio possibile prima di battere. Manfred mette giù il pallone ma lo regala al suo avversario, poi Messina, metti tutti d'accordo. Caiozzo, palla lunga, lotta qui Capozzucchi rischiando una gamba un po' altina. E poi cambi dentro Giuseppe Romano, lo stavamo cercando effettivamente tra i titolari, forse fuori Sannasardo, forse fuori anche Mendola, in realtà Mendola perché è ammonito. Esce no, Sannasardo. Vediamo dove si metterà, sicuramente vertice basso, Romano. Posto di Sannasardo. Un altro cambio. Però forse rimandato, quindi frizzato questo cambio. Messa con le mani, testa di Caiozzo e fallo del giovane difensore. Prova a battere velocemente il Bisilmeri, ma tutto da rifare. Minuto 79 di gioco, mancano 10 minuti, poco più in realtà. Cerniglia, qui l'anticipo di Piazza, è stato bene in campo, Taibi lotta, Aiello in anticipo, Messina ferma il pallone, va all'interno, poi Romano tocca la prima palla della sua partita. E Aiello qui si arrabbia un po' con Cerniglia forse. La palla che viene bucata, Pellegrino sul sinistro, crossa dentro, Caronia ancora provvidenziale, però brutta palla qui di Pellegrino che poteva fare di più. Riconquista Cerniglia, Pellegrino ancora,
sempre sul sinistro, fermato con forza da Malek Ba, che sta praticamente giocando quasi come centrocampista in realtà, piuttosto che da punta. Poi sbaglia tutto qui Caiozzo, forse un eccesso di personalità da parte del numero 2. Si ferma Gheie però. Tarantino. Cross intento sul secondo palo, però non c'è nessuno. La prende qui Capozzucchi, che serve Pellegrino, un po' messo in difficoltà da Ba, adesso allontana come può, tiene in campo, poi ecco qui il leader Cerniglia che la porta fuori, che gli sbraccia in mezzo a due, riesce anche ad andare avanti, però poi la termina fuori, ci ha provato. Pellegrino, anzi Tarantino, chiedo scusa. La voce di Mister Napoli, guidare i suoi come se fossero, come se avesse un joystick fondamentalmente. Piazza, esce fuori Messina, si torna dietro poi da Caroni, adesso avanza anche il numero 6, forse per tentare il tutto per tutto, lui che comunque ha anche la conclusione da fuori, fa tempo fallo, calcio di punizione, preso il massimo, il Misil Meri. Minuto 81. C'è anche un cambio però. Fuori Cerniglia, il capitano. Potrebbe entrare forse Fiorentino. Vediamo. Dovrebbe essere però Longo. Vediamo, fuori Cerniglia sicuramente. Si vede tutto il tempo. Intanto Longo, intanto. Vediamo dove si metterà Longo, perché è un esterno. Infatti vediamo Messina come interno. Intanto Romano le urla. Stocca il volto Romano. Dice di non averlo toccato. Pizzolato, è entrato anche lui in precedenza. Poi c'è un altro cambio fuori Messina con Caronia che si prende la fascia da capitano. Messina lascia il terreno di gioco. Dovrebbe essere entrato Oliveri però. Batte Romano, tanti cambi adesso, gioco spezzettato, ormai negli ultimi 5 minuti praticamente non si è quasi mai giocato, poche azioni degne di nota di Paola, blocca. Tarantino. Palla lunga con il petto Capozzucchi a metterla lontana, poi Musso, un po' di difficoltà, riesce comunque a spazzare Aiello. Testa di Romano, poi Musso mette giù ancora il rilancio sulla destra. Romano ancora pulisce l'ennesimo pallone di questi ultimi minuti, poi Mendola molto bene qui la sua giocata. Manfredi ancora una volta con quel tipo di lavoro che fa da tutta la partita, ne porta a spasso 3, poi forse una sbracciata con Romano che spazza, gioco fermo, calcio e punizione. Ancora giù però, c'è Caiozzo vicino a lui.
fallo però del Don Carlo Misilmeri, non del Castellammare, dunque punizione offensiva. Tarantino mette giù il pallone, apre dalle parti del neoentrato Oliveri, entrato per dare pizzico di pepe in più nelle zone di attacco. A girarsi Taibi, gol contro il Casteldaccio, dicevamo qualche settimana fa. Tarantino con le mani, vuole tutti quanti dentro l'area di rigore, si cerca una deviazione, una spizzata per portare a casa quantomeno un pari, che sarebbe fondamentale, visto comunque il Misilmeri ha fatto una grande gara, dunque sarebbe un punto guadagnato. Tarantino, bella finta, va sul destro, cerca un traversone, Di Salvo blocca, va giù e guadagna secondi. Mancano 5 minuti alla fine di questa partita, in realtà sono 4 più chiaramente il recupero. Va giù Pellegrino, ma si continua ancora una volta. Non vengono dati questi falli, sia da parte che dall'alta si gioca tanto. Palla lunga sulla destra, esce Capozocchi come uno sceriffo della difesa. Si è spinto pochissimo in avanti Capozocchi, solitamente lo vediamo anche un po' dialogare sull'auto di sinistra. Questa volta invece lo abbiamo visto un po' conservativo, diciamo. Taibi spara alla porta, crossa dentro, allontana palla però per Musso che ci pensa un attimo. Poi il tiro non è dei migliori, sappiamo se di fuorigioco. Poi il direttore parla con Taibi. In questo momento, minuto 87, 3 minuti, poi conosceremo anche l'entità del recupero, crediamo almeno 3 o 4 minuti. Andrà Di Salvo, palla che rimbalza, poi l'anticipo di Messina, buon lavoro anche da Mezzala. Questo poi chiederemo a mister Napoli anche un giudizio su questo giocatore. Aiello spazza più lontano che può, prova a metterla giù Manfredi, anche questa guadagna però una rimessa laterale che forse è ancora meglio rispetto a un pallone messo giù, perché da lì guadagni il possesso, guadagni anche secondi, perché bisogna anche dire che si guadagnano i secondi. Messa con le mani Gueye, l'anticipo ottimo di Oliveri e poi rimessa dal fondo. Si chiedeva il calcio d'angolo, ma non è così per il signor Leone, anche aiutato chiaramente dai due assistenti Privitera e Patti, Catania e Acireale, le due sezioni. Signor Leone invece di Agrigento. Capozocchi con una piccola spinta da dietro regolare, allontana poi con l'ausilio di Cosentino, palla che si impenna, stacco di testa, poi Gueye. Minuto 89. Ha chiamato Longo alla marcatura, Musso. Tarantino con il sinistro, apre dalle parti, c'è tanto spazio per Oliveri che può crossare dentro e qui ha salvato praticamente un gol il Misilmeri, perché stava arrivando dall'altra parte quasi da quinto a quinto. E dunque che rischio il minuto 89. Poi il traversone dopo la deviazione di Mendola, palla che si impenna, si lotta, si mette davanti e poi si tengono a vicenda, si strattonano i due. Minuto 89, 30 secondi, adesso forse vedremo anche l'entità del recupero.
Andrà Di Salvo. Sono 5 minuti di recupero, dunque non si bada a spese per il recupero. Palla alta, fa rimbalzare Romano di testa. Lui che è stato l'autore di un gran bel gol nell'ultima vittoria contro il Lascari Cefalù, con un tiro da fuori. L'aveva provato anche nelle gare precedenti, senza la stessa fortuna però. Manfred libera Gueye sulla velocità, e anche cosa fa? Gueye va giù, nel frattempo compagno, poi Manfred si gira, va giù, e questa volta è rigore nettissimo. Manfred ha fatto una giocata superlativa, con il tacco si è girato in una maniera che bisogna vedere e rivedere, e poi ancora vedere e rivedere. E infatti va Manfred a batterlo, dice questa volta lo voglio battere io. Non c'è Capitan Cerniglia, c'è Manfred contro Di Paola. Potrebbe arrivare il gol del 2-0, che significherebbe 3 punti per il Don Carlo Misilmeri. Vediamo. Va Manfred, Di Paola la tocca, palla che rimane lì, non riescono a buttarla in porta, poi colpo di testa, ed è il secondo errore dal dischetto del Misilmeri, incredibile. Poi va giù Di Paola, scontro, si continua però Romano, un po' di confusione lì. Ba, ancora Ba di prima, la tiene, si gioca sullo stretto, Ba sul mancino, Tarantino crossa sul secondo palo, Di Salvo un po' a vuoto, sarà rimessa dal fondo però, minuto 92. Molto arrabbiato Di Paola, perché voleva forse un cartellino forse per Manfred, che i due si sono scontrati prima. Sarà quindi calcio d'angolo, minuto 92, traversone sul primo, allontana in testa Manfred, poi Romano col mancino per Gueye, è un'occasione, Gueye la porta in avanti, è veloce Gueye, ancora si autolancia, tanto veloce Gueye, ancora Gueye va giù e non c'è nulla, perché Ba ha preso anche questo pallone. Ma che gara di Malek Ba, poi chiederemo al mister che ruolo ha fatto, perché non l'abbiamo veramente capito, l'abbiamo visto su tutte le parti del campo. Poi steso, calcio di punizione, minuto 93, mancano 2 minuti adesso alla fine della partita. Gara molto divertente, abbiamo visto di tutto, 2 rigori sbagliati, insomma un po' difficile vederli 2 rigori sbagliati, oggi ne abbiamo visti però. Crampi nel frattempo. Gioco momentaneamente fermo. Vediamo se ci sarà ulteriore recupero, quindi meta recupero sul recupero, chiaramente. Tanto cosa anche con la panchina del Castellammare. Tutto ok però. Andrà Capozzucchi verso Di Salvo. La controlla Manfred. Palla sul longo, guarda i compagni, traversone allontanato sul primo palo. Di Paola infatti fa i complimenti al proprio compagno, perché è una palla comunque velenosa, di quelle che vanno sempre allontanate. Poi sentiamo anche la voce. Andrà Longo con le mani, non trova nessuno, palla regalata a Di Paola, questo è un brutto errore. Mancano 30 secondi, ma forse qualcosa in più si giocherà, vediamo. Di Paola, poi Cosentino, Capozzucchi, anzi Pellegrino,
con il mancino la controlla, spazza più lontano che può. Vediamo quanto manca, perché siamo quasi oltre. Sicuramente si deve ancora giocare, però rimessa laterale zona offensiva per il Castellammare, che ci crede, deve farlo per questa partita, dopo aver neutralizzato anche il calcio di rigore. Allontana Pellegrino, palla che rimbalza a Manfred per Gueye, vediamo, è molto rapido ma forse non ci arriva, infatti Di Paolo è in vantaggio. E poi va bene così, dopo 95 minuti finisce la partita, vince il Don Carlo Misilmeri, vince con il risultato di 1-0 contro un buon Castellammare. Una grande vittoria per gli uomini di Mister Napoli, che arriveranno dunque con 3 punti in più alla prossima gara contro il San Giorgio Piana. D'altra parte invece 0 punti conquistati dal Castellammare questo pomeriggio, e la prossima è veramente molto complicata, ma sicuramente per la qualità della squadra sarà una partita molto molto bella contro la TD Club Palermo. Noi come sempre vi ringraziamo per averci tenuto compagnia. Qui da Marco Genduso di Sportisini è tutto, alla prossima.